Favara è una delle tante, delle centinaia di piazze dell'Italia che oggi celebra la mamma, ma la celebra in una maniera particolare. Grazie all'AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, oggi viene distribuita l'azalea, il fiore simbolo della ricerca, il fiore simbolo della festa della mamma. A Favara AIRC vuol dire Centro Culturale Editoriale Renato Guttuso, sono proprio le volontarie dell'AIRC e le socie del centro a distribuire oggi le azalee per la ricerca, il modo migliore per festeggiare la mamma, il modo migliore per contribuire con la ricerca AIRC. Sì, il Centro Guttuso vuol dire ricerca, vuol dire impegno, vuol dire amore per gli altri e la ricerca è l'unico mezzo veramente fondamentale per dare serenità e speranza a chi ne ha tanto di bisogno. Noi ogni anno, questo è il 28° anno, che scendiamo in piazza per l'azalea della ricerca promossa dall'AIRC, Associazione Italiana Ricerca Cancro, che ha l'obiettivo di raccogliere, dare e soprattutto sensibilizzare tutti verso una malattia che non è solo sanitaria ma è anche sociale, perché l'ammalato di cancro coinvolge anche tutta la famiglia. Il compito nostro dei volontari, e in questo caso devo dire che il Centro Guttuso ha delle persone meravigliose, è quello appunto di essere qua a servizio per dire la ricerca deve camminare, la ricerca deve continuare perché è la sola cosa fondamentale veramente che regala speranza, sorrisi, un sorriso che entrerà nel nostro cuore, ci farà sentire migliori e ci dirà ecco, è giusto questo, noi per gli altri dobbiamo esserci e ci saremo sempre. Favara risponde al vostro appello? Favara commuove, quest'anno l'azalea è aumentata, io temevo, sono mancate le azalee, ogni anno ne ordiniamo sempre di più e ogni anno mancano, questo significa che il cuore dei favaresi è grande, il cuore dei favaresi è qualcosa di veramente meraviglioso e io sono felice e orgogliosa di essere qua come volontaria e dire i favaresi sono tutti volontari. Cosa vuol dire essere volontario AIRC? Vuol dire principalmente impegnarsi tutti i giorni dell'anno, non soltanto in occasione della festa della mamma o di altro, per la ricerca. E quindi l'azalea è un discorso, ma tutti i giorni possiamo fare qualsiasi tipo di attività per dire contribuite, perché con la ricerca soltanto si può sconfiggere la terribile malattia che invade il campo oncologico. Come medico sicuramente ci potrai dire se la ricerca realmente ha fatto dei passi avanti. Certo che ha fatto tantissimi passi avanti e ancora ne farà. Nel punto AIRC di Favara per contribuire alla ricerca prendendo l'azalea. Perché? Perché allora sono due le cose importanti per me, prendere l'azalea, primo perché contribuire a questo grande male che devasta tante persone e secondo un fiore per le mamme sono due, la mia suocera e la mia mamma, ecco perché i motivi che mi spingono proprio a scegliere e fare beneficenza a chi lavora per questo brutto male.